Ortisi Francesco, 48 anni, tumore ai polmoni. Blandino Yolanda, 68 anni, tumore all'utero, casalinga. Cannavà Giovanni, tumore alla prostata, commerciante. Nel mese di gennaio di quest'anno, parlando con gli impresari delle pompe funebri, ci è stata data una notizia che ci ha lasciati alquanto perplessi. Mi diceva uno di questi: sa padre, abbiamo fatto 11 funerali, ma 8 di questi erano morti di cancro. Ho parlato anche con gli altri e sostanzialmente i numeri coincidevano. Il registro tumori dell'ASP? Oggetto misterioso. Perché? Perché nessuno riesce praticamente ad averlo o a vederlo, se non gli addetti ai lavori. D'altronde è stato dato in mano a un docente universitario che fa il consulente dell'area industriale, il professore Sciacca. E che numeri ci sono? Cioè, non si sa che numeri ci sono in quel registro tumori. Quello che si dice è che è fermo al 2006, quindi non è stato aggiornato. Il tumore più diffuso è il tumore ai polmoni, il 25% dei censiti. Fra le donne, dopo il tumore al seno, il tumore al polmone è la seconda causa di morte. Quindi o tutte le donne fumano, oppure l'aria che si respira non è certamente profumo di gelsomino. Quanti sono gli stabilimenti di raffinazione qui? Tra centrali elettriche, impianti chimici, petrolchimici, raffinerie, sono 18. Perché si muore di cancro ad Augusta? Praticamente da diversi anni ormai che nel quadrilatero siracusano, Siracusa, Melilli, Priola e Augusta si avvertono questi odori molesti di derivazione industriale che purtroppo non sono normati dall'attuale normativa 155 del 2010 che è inerente appunto all'inquinamento dell'aria ambiente. In pratica è come se l'inquinamento, diciamo, come se tutte queste sostanze che noi tutti i giorni respiriamo e che ci stanno uccidendo col cancro, è come se non fossero assolutamente di origine industriale. Sicuramente la sera non si può neanche respirare. Tu non dici porta i bambini all'aria aperta, meglio tenerli chiusi in casa. Presidente Giorgio Napolitano, di fronte a questo elenco, la tua coscienza, che cosa ti dice? Stiamo giocando? Stiamo perdendo tempo? Oppure ti stiamo denunciando un problema che qualcuno deliberatamente tiene nascosto?